Io resto leghista per sempre. Io morirò, sono nato leghista e morirò leghista. Non posso essere nient'altro. Ma non resto in una Lega a qualsiasi costo. Io rimarrò nel Carroccio nella misura in cui il Carroccio continua ad essere la mia casa. Non apre la porta di quella casa per andare altrove, ma nemmeno la chiude a chiave perché potrebbe diventare insopportabile viverci, soprattutto per lui che ci si trova dal 1992. La Lega di Bossi, dice Roberto Marcato a Focus, la Lega della riscossa del Nord, della lotta contro l'arrogante strapotere politico a sfavore dei più deboli. Se la Lega continua a darmi la possibilità di poter lavorare per questi obiettivi, con questi valori, bene, altrimenti io dovrò fare le mie scelte. Per mesi è stato il protagonista dello strappo più forte nella Lega Veneta in tempesta, con l'acme del ritiro forzato della candidatura a segretario regionale. Mesi nei quali Marcato è stato corteggiato da sirene forziste e venetiste e sostenuto anche fuori dalla galassia del centrodestra. Ringrazio davvero tutte le persone che ho incontrato in questi mesi e sono state davvero tante, anche da partiti che non avrei mai pensato francamente, però. Che la riflessione continui lo si è visto dall'assenza pesante alla partenza della scuola di formazione politica del Carroccio a Padova. Fumo negli occhi per l'assessore regionale. Io non vedo le piazze piene di leghisti, non vedo i gazebi che esplodono perché dalla gente che c'è sotto, non vedo la fila per fare le tessere, non le vedo queste cose, non sento questo afflato. E allora, come si fa a ritornare a questo? Dando un'identità forte al partito. E sarebbe opportuno che, come succede nella democrazia, la Lega si ritrovasse, facesse un vero congresso federale dove si discuta dei temi e si dà una linea politica. Dopodiché uno, se si riconosce nella linea politica, bene, altrimenti è del tutto evidente che deve fare altre strade. Una linea politica attuale che a Marcato non piace. Io per anni, assieme a Matteo Salvini, abbiamo combattuto l'ipotesi del Ponte di Messina, ma l'abbiamo spiegato ovunque. Oggi invece diventa il provvedimento bandiera per quanto riguarda la Lega di questa finanziaria. Noi faremo una manifestazione con la Le Pen che rappresenta quanto di più nazionalista ci possa essere in Europa. Allora anche qui, siamo un partito nazionalista o siamo un partito federalista? C'è l'autonomia inchiodata, obbligo morale di uscire dal governo se non arriva nel 2024, dice apertamente l'assessore. C'è una sudditanza inaccettabile nei confronti della Lega Lombarda e un rapporto complicato con Fratelli d'Italia. Molti problemi da risolvere prima che arrivi, dopo europee ed amministrative, l'appuntamento cruciale delle regionali, peraltro senza Zaia. Candidato alle europee o a sindaco di Venezia? Marcato crede poco a tutti e due e lancia una sua personale, inaspettata terza via per il governatore. Lui potrebbe essere il primo presidente della Repubblica Veneto, per la storia che ha, per lo standing che ha non solo nazionale ma anche internazionale, per le capacità che ha, quella è la via che io immagino per il presidente.